Dunque, il Veneto vara ufficialmente l'azienda zero che tradotto in estrema sintesi significa una drastica contrazione del numero delle ASL che passano da 21 a 9. Un varo, per usare un termine marinaro, arrivato dopo una maratona a dir poco estenuante all'1:20 nella notte tra mercoledì e giovedì, quando il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il progetto di legge 23 che riorganizza la sanità veneta, istituisce appunto l'azienda zero e definisce i nuovi ambiti territoriali delle 9 aziende sociosanitarie, una per provincia più Bassanese e Veneto orientale, oltre all'azienda ospedaliera di Padova, l'azienda integrata di Verona e lo IOV. 45 coloro che erano presenti in aula al momento del voto finale, 44 i voti validi, 27 a favore, 17 contrari, nessun astenuto. Hanno votato a favore Lega Nord, Gruppo Lista Zaia Presidente, Forza Italia, FDL, ANMCR, Siamo Veneto, contrari invece PD, Movimento 5 Stelle, Lista Tosi, Veneto del Fare, Lista Moretti. Il consigliere Marino Zorzato, Area Popolare, non ha partecipato al voto. Assenti al momento della votazione Franco Ferrari della Lista Moretti, Elena Donazzan di Forza Italia, Alessandra Moretti e Piero Ruzzanti del PD, Pietro Dalla Libera di Veneto Civico, infine Silvia Rizzotto di Lista Zaia Presidente. Soddisfatto proprio lui, il presidente Luca Zaia, con oggi va al suo posto una pietra angolare di tutta la legislatura. Riformare la sanità era un forte impegno elettorale, ha detto, ma anche una necessità imprescindibile per rispondere con un'organizzazione ancora più moderna alle sfide poste dalla contrazione dei finanziamenti nazionali, dal crescere dell'aspettativa di vita dei veneti e della loro richiesta di salute, per spostare ancora di più la barra della spesa dalla burocrazia alle cure, per sostenere ancora di più finanziariamente l'innovazione tecnologica e l'investimento sulle professionalità.